Si usi Patrizio News. Del turismo. Esatto, Ciao, siamo qua per raccontarvi un po' di luoghi dove potete andare per queste vacanze, per questi Sì. mesi estivi, dai. Per scappare anche un po' via. Va bene. Un'altra notizia dalla Sì. Toscana, Sì. una terra che è un eterno palcoscenico e stavolta cosa va in scena in questo palcoscenico? Dal 7 agosto al 10 ottobre a Cinigiano, siamo nella Maremma grossetana, Bello. l'Amiata Music organizza musica che Amiata muove Music. l'anima. Bella. Si tratta di concerti di musica classica di livello mondiale, eseguiti dal vivo nel cuore del paesaggio prezioso della campagna toscana. Bello. Alcuni sono presso il Forum Fondazione Bertarelli, che tra l'altro, detto per inciso, è un gioiello di bioarchitettura anche lui stesso. E vabbè, diventa l'occasione per un incontro tra il pubblico, i musicisti e anche le comunità locali. In luoghi meravigliosi. In luoghi meravigliosi, in questa cornice. Ci sono, posso citare alcuni dei artisti tipo Joyce Di Donato o Alici Saraot, ma ce ne sono di tutti i tipi. Se siete musicofili o musicisti O anche solo amanti. o amanti della Maremma come noi, ecco, prendete nota, dal 7 agosto al 10 ottobre a Cinigiano. Una bella notizia: il 18 giugno scorso è stato completato e presentato il restauro degli affreschi della chiesa di Santa Maria di Pomposa a Codigoro, Romagna, sito UNESCO e luogo bellissimo. La notizia è particolare perché c'è un sistema nuovo di restauro basato sulla manutenzione, non che adesso crolla tutto allora restauriamo, no. Cominciamo prima, e questo è molto interessante. Prima che crolli. Esatto, quindi c'è un programma di manutenzione pluriennale, insomma meglio prevenire che curare. Mi sembra giusto, l'abbazia è visitabile, magari anche l'occasione per vedere Comacchio e il parco del Delta del Po. Così uscite anche dalla costa e andate a vedere questi gioielli che sono silenziosi, belli, particolari e che in questa stagione sono stupendi. Una notizia che mi sta particolarmente a cuore è questa. È stata inaugurata qualche settimana fa e andrà avanti fino al 22 novembre la mostra Fidel, storia di un leader. Sì. La mostra è a Palazzo Bisaccioni a Iesi, siamo in provincia di Ancona. Sì. Ci sono naturalmente fotografie, documenti, oggetti personali, testimonianze. La mostra è a cura di Mauro Tarantino, che è appunto il segretario generale della Fondazione Cassa di Risparmio di Iesi, e di René González Barrios, che è il direttore del centro Fidel Castro Ruz. Posso dire? Sì. Cioè, Fidel è, come dire, è da riscoprire, Tra l'altro è il centenario della sua nascita e sono i 10 anni dalla sua morte. Soprattutto adesso, con tutto quello che succede a Cuba. Esatto. Allora, gli organizzatori dicono che non è che trovate delle risposte ai problemi di Cuba e alle contraddizioni di Cuba, non è questo il motivo. Il motivo è che a Cuba in questo momento sta succedendo qualcosa di insostenibile, di insopportabile, nel senso che davvero è un popolo meraviglioso, l'abbiamo conosciuto lasciateli stare, cioè ci penseranno loro, se no, hanno delle contraddizioni interne, dei problemi, ci penseranno loro. Viene affamato da questo bloqueo, da questa persecuzione degli americani. Questo è veramente insostenibile e dobbiamo schierarci a favore di Cuba prima che diventi lasciamo perdere un altro con Batista, ci riportiamo Batista, no? Ci riportiamo il luogo dei divertimenti. A questo proposito, noi siamo andati tante volte, ma l'ultima ad andarci sei stata tu. Sì, infatti, appunto, io vorrei chiarire anche la mia posizione. Non è che a Cuba non ci sono contraddizioni e problemi grossi, forse dovuti sicuramente al bloqueo, a tutto, ma anche forse a un problema che però dovranno risolvere i cubani, no? I cubani sceglieranno e faranno quello che devono fare per migliorare le loro condizioni, ma se li affamiamo, se non gli portiamo il petrolio, se impediamo il commercio a un paese come quello, naturalmente
Impediamo la vita adesso. Impediamo la vita. Quindi io ci sono andata anche in un modo particolare, in camper, e vorrei appunto farvelo vedere, e vorrei farvi vedere un momento di vacanza, dai, un momento bello che è appunto il viaggio verso Varadero. Che bel posto! Dai, Kiri Tour. E qual è il camper? Questo. Oh! Ecco qua. Oh! Siamo in casa. Ah, bellissimo. Già essere dentro mi sembra una gran cosa. Adesso vado a espletare le pratiche e ci siamo. Bello! Si parte verso Varadero. È la prima meta per fare un po' di mare. La strada Blanca è molto bella. Là in fondo c'è il porto turistico. Certo, Varadero è un posto turistico pieno di grandi alberghi, di centri commerciali dove i cubani non possono neanche pensare di entrare. Chicchissimo. Chic, 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 chic. Ma io preferisco questi angoli con le case tradizionali di legno e questa spiaggia da sogno. Spiaggia bianchissima, mare stupendo. Bellissimo posto e oltretutto non particolarmente affollato. Ci sono. E ora Varadero di fronte al mare. Ah, una giornata al mare degna di essere fotografata. Ma a Varadero c'è anche una parte campagnola. Fabrizio e Miguel mi portano da un loro amico. Stiamo andando da un campesinos per darci il latte, che vive isolato dopo 20 chilometri di strada tutta così. Il campesino è in realtà una persona che ha scelto di vivere in questa casa. Sì, si è ritirato qua. E di vivere di ciò che produce. Sono orchidee. Sì. Compreso il caffè. Lo coltiva lui? Certo. No, dai. Coltivato da lui, seccato, buonissimo. Bene, bellissimo, che nostalgia. Va bene, qua cambiamo argomento. Lo sai cos'è il nocturism? No. Beh, nocturism è la nuova frontiera dell'evoluzionismo turistico. Evoluzionismo. E deve adattarsi ai tempi. Sì. Quest'estate farà caldissimo, sempre peggio, e ci sarà sempre più overtourism, Sì. e allora si fa turismo di notte. Nocturism. L'idea l'hanno avuta i turchi, che hanno lanciato il progetto Night Museums, 20 musei e siti archeologici aperti anche di notte. Vedi che sono avanti? E poi adesso ci stanno andando dietro anche Milano, Roma, Lisbona, Siviglia, certo. Madrid, Praga, Malaga, Tallinn, Parigi e Genova. Ma certo, perché c'è più tempo, perché dobbiamo solo andare al cinema, a teatro di notte, si va anche al museo. Dai, bello, mi piace. Prima di chiudere, qualche consiglio di viaggio. Allora, se state per mettervi il viaggio, andate sul nostro sito Perché? Italia Tour. Perché? Sì, perché ci sono tutta una serie di convenzioni, Esatto. per cui potete anche risparmiare. Allora, qualcosa. Best Western, alberghi col 10% di sconto. Sicily by Car, noleggio auto elettriche e non solo elettriche, Esatto. col 15% di sconto o il 10% di sconto. Globe Sailor per noleggiare delle barche col 5% di sconto. le barche. Vintage Tour, sconto del 10% per noleggiare vespe e lambrette, ma soprattutto vi potete assicurare. Sì, assicuratevi, sì. Allora, assicuratevi con Columbus, Sì. e anche lì c'è uno sconto se andate Sì. sul sito. se andate Italia Slow Tour, Italia Slow Tour, o anche su Turisti per Caso, in questo caso, trovate sconto del 10%. Dai, Ecco, con tutti questi sconti, insomma, il gelato viene fuori. ma qualcosa di più. Dai, va bene, alla prossima. Alla prossima, ciao. Arrivederci.